Bentrovati da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Il presidente Schifani torna in piena operatività all'aeroporto di Catania, l'annuncio del governatore a 3 settimane dall'incendio. Caro vacanze, costi raddoppiati per viaggi, alloggi, lettini e ombrelloni. I vacanzieri si limitano o spesso rinunciano al tanto agognato riposo. Nel primo esodo d'agosto da bollino nero intanto arriva anche il maltempo. Dopo 8 anni è riaperta la Galleria Letojanni sulla Messina Catania. Venne chiusa per una frana, dalle 18 è ripreso il traffico veicolare su un'unica corsia. E ancora allarme diossina a Palermo dopo l'incendio nella discarica di Bello Lampo, rilevati nell'aria valori 35 volte più alti del normale. Tornano a scontrarsi i clan mafiosi di Catania per un debito non saldato, la sparatoria del 31 luglio, colpiti per errore 2 passanti. Il calcio, Grella è sicuro, prenderemo un attaccante di valore. Il dirigente del Catania spiega anche la posizione del club su stadio e centro sportivo. Il Palermo vince in amichevole e pensa alla Coppa Italia. Dunque, l'avete sentito dai titoli del nostro telegiornale, il presidente della regione Schifani ha annunciato il ritorno alla piena operatività dell'aeroporto di Catania già da questa sera, ma noi siamo pronti a monitorare e vedere la situazione perché in diretta proprio da Fontana Rossa c'è per noi Orazio Longo. Buonasera Orazio, a te. Ciao Roberta, buonasera. Noi siamo davanti al Terminal A, quello che da questa sera dovrebbe tornare operativo, o almeno così ha detto il presidente Schifani, dopo che l'ENAC ha adottato un'ordinanza dopo le opportune verifiche, analisi e le prescrizioni per il personale. In questo momento però il Terminal A è chiuso, ci dicono che stanno ultimando i lavori di bonifica e stanno anche ultimando i lavori di pulitura. Ad aprire sarà, ci dicono, solo la parte degli arrivi, la zona degli arrivi, almeno per questa sera, se ce la faranno per questa sera, altrimenti da domani, e poi si partirà con la zona partenze. In realtà la situazione è quella un po' adesso, quella che c'era anche stamattina con il nostro operatore. Vi faccio vedere qual è la situazione in questo momento a Fontana Rossa. Vedete la lunga fila che abbiamo visto anche questa mattina e anche gli altri giorni, delle immagini ormai che conosciamo molto bene, la gente in fila per prendere il volo, voli ancora dirottati, ancora cancellati, il Terminal C lavora chiaramente a scartamento ridotto come può fare, ma chiaramente la situazione rimane di emergenza fino ad ora. Potete vedere anche qui gente che comunque staziona anche fuori sotto il sole che sta adesso tramontando, gente che staziona e che in certo qual modo dorme anche sul marciapiede della stazione, dell'aerostazione. Quindi questa è la situazione attuale di Fontana Rossa. Vi ripeto, il Terminal A è stato annunciato, dovrebbe riaprire entro questa sera, ma al momento rimane chiuso. Grazie a Orazio Longo. E dunque vacanzieri messi fortemente alla prova, lo abbiamo visto da queste immagini, ma i vacanzieri sono messi alla prova anche economicamente parlando, perché su loro pesa certamente il caro vacanze con costi raddoppiati per viaggi, alloggi, lettini, ombrelloni, insomma questo porta i vacanzieri a limitarsi oppure in alcuni casi a rinunciare direttamente alle vacanze. In quello che possiamo definire certamente il primo esodo d'agosto da bollino nero ci si mette anche il maltempo, il servizio. Quanto le è costata questa vacanza? Il doppio di l'anno scorso, se devo dire. Una cifra non le saprei dire, però è tutto il doppio. Traffico da bollino nero sia oggi che domani su strade e autostrade. Meta preferita è ovviamente il mare, nonostante il mese di agosto faccia segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Quest'anno i servizi risentono anche del balzo dell'inflazione, con aumento dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza a partire dal viaggio. Dobbiamo fare molta attenzione sia sul budget, per quanto riguarda chiaramente per far rientrare tutto nel budget previsto, ci si limita sicuramente nelle spese. Dovevo partire io, solo che mi sono andato a informare per un viaggio
perché lo scorso anno a Formentera mi costava circa 1.500 euro, mi hanno chiesto quasi 2.900 euro per 2 persone, cioè proprio ti dicono di rimanere a casa. Lei parte per le vacanze? No, sinceramente no. Piacciono le vacanze autunnali verso ottobre-novembre. E causa maltempo sono stati annullati gli spettacoli delle fine settimana al Teatro Segesta. Il caldo però sta per tornare soprattutto in Sicilia. Da martedì tornerà l'alta pressione africana con temperature oltre i 30 gradi. Ed è divieto di balneazione nella zona della Baia del Corallo a Sferracavallo, una delle più note località estive di Palermo. A deciderlo il sindaco per gli alti livelli di batteri provenienti dagli scarichi fognari. E adesso andiamo all'autostrada A18, finalmente nel pomeriggio, nel tratto appunto di Letojanni, ha riaperto proprio quel punto dell'autostrada che è stato chiuso per 8 anni a causa di una frana. Fino al 10 settembre però sarà aperta una sola corsia. Francesco Triolo. È stato riaperto questo pomeriggio intorno alle 18 il tratto dell'autostrada Messina-Catania interessato alla frana all'altezza di Letojanni. Dopo 8 anni dal crollo e 3 anni e mezzo da quando sono cominciati i lavori, i mezzi sono tornati finalmente a ripercorrere nuovamente quel tratto all'altezza di Letojanni, infilandosi nella galleria artificiale da 140 metri costruita ai piedi del Costone, da cui il 5 ottobre del 2015 la famosa frana tagliò in 2 la Sicilia a causa dei 50.000 metri cubi di terra, rocce e arbusti che scivolarono sulla carreggiata in direzione Catania dalla collina di San Filippo. Apertura al traffico provvisoria in modalità di cantiere ha stabilito il Consorzio Autostrade Siciliane. Sulla carreggiata di Monte si torna a circolare in direzione Catania e contestualmente viene eliminato il doppio senso di circolazione nella carreggiata di Valle direzione Messina, mentre è stata prevista la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Dopo il 10 settembre ripartiranno i lavori nella carreggiata di Valle per realizzare il muro di contenimento a tergo della galleria e tutte le opere di rifinitura come l'impermeabilizzazione, il ricoprimento del tunnel, e sulla carreggiata di Monte verrà riattivato il doppio senso di circolazione. Però intanto, tra ritardi, sospensioni, varianti, questo è un primo traguardo raggiunto ed è una riapertura che riveste particolare importanza per il deflusso degli automobilisti, considerato il periodo da bollino nero per il traffico intenso dovuto all'esodo estivo. E intanto continua l'allarme diossina a Palermo. L'ARPA, l'apposita agenzia di rilevazione, parla di un valore di diossina nell'aria ben 35 volte superiore alla norma, soprattutto in alcune zone del capoluogo. Tutto questo, lo ricordiamo, dopo l'incendio alla discarica di Bellolampo. Marco Gullà. E ancora allarme diossina a Palermo, infatti di 35 volte superiore, valori massimi consentiti, la presenza di diossina nell'aria in alcune zone del capoluogo dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'ARPA Sicilia, che ha eseguito i nuovi esami di campionamento dell'ambiente. In via Enserra il primo dato registrato il 24 luglio era di 939 grammi per metro cubo, dopo i 300 scatta l'allarme. Oggi siamo stati proprio in via Enserra, che come vedete da queste immagini è stata interessata dagli incendi della scorsa settimana. L'allarme diossina però non preoccupa più di tanto i residenti. L'emergenza c'è, questo non si può negare, però purtroppo la situazione è questa, non è che non possiamo farci niente, non è che dipende da noi, sono forze naturali, quindi sono calamità che succedono. Non siete preoccupati? No, ma poi casomai mi metto la mascherina, quando hai mascherine mi metto la mascherina. Una quotidianità, quindi non stravolta dall'allarme inquinamento. Il 30 luglio scorso, dopo i primi risultati delle analisi, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone per 15 giorni di lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia, non assumere carne, latticine e uova, evitare mangimi e foraggi in un'area di 4 chilometri dove l'ARPA ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'incendio nella discarica di Bellolampo.
A Lampedusa un altro naufragio, è naufragato infatti un barchino a sud dell'isola, c'è un morto e ci sono anche 2 persone disperse, restano intanto bloccati sugli scogli della costa ponente i 20 migranti che ieri sera avevano tentato di raggiungere l'isola con un'altra imbarcazione. Le operazioni di salvataggio a causa del mare molto mosso sono impraticabili. Noi adesso ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, sarebbero gli autori della brutale aggressione a un uomo di origine magrebina avvenuta la notte di venerdì scorso a Cassibile. Per questo la squadra mobile di Siracusa ha fermato 3 uomini accusati di tentato omicidio in concorso. 2 sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari. La vittima è ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Marco di Catania. E adesso vi mostriamo delle immagini eloquenti, quelle di una lite per un debito non saldato, che sarebbe appunto la motivazione dietro la sparatoria nel quartiere dei Cappuccini avvenuta a Catania il 31 luglio. 2 gli arrestati vicini ai Cursoti milanesi e ai Santa Paola Ercolano, clan da sempre in lotta tra loro. Giusy Lazzara. Volano parole grosse, la tensione sale dentro il bar della Sala Scommesse in via Santa Maria della Catena, nel quartiere dei Cappuccini a Catania, nel centro storico. La lite in pieno giorno il 31 luglio per un debito che doveva essere saldato al più presto. Lo vedete nelle immagini di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri di Piazza Dante. Fuori dal bar lo scontro culmina in una sparatoria. In uno dei filmati si distingue nettamente la pistola in mano a uno dei 2 uomini e le indagini dei carabinieri, basate sulle dichiarazioni di testimoni e sui filmati, hanno fatto scattare 3 giorni dopo la sparatoria il fermo di Giovanni Gurreri, 22 anni, vicino ai Cursoti milanesi, e Filippo Antonio Saitta, 26 anni, affiliato ai Santa Paola Ercolano. Da sempre clan in lotta tra loro. Gurreri, accusato di tentato omicidio, era stato coinvolto come vittima il 3 gennaio in un'aggressione terminata in una sparatoria durante la quale fu colpito ad una gamba in viale Medaglie d'Oro. In particolare, nelle fasi più concitate della lite, Gurreri, nell'esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco contro Saitta, non avrebbe colpito la vittima ma altre 2 persone risultate estranee alla lite. Mentre i 2 feriti venivano soccorsi dai passanti, i 2 uomini si erano allontanati verso il centro. Gurreri poi è stato rintracciato nell'abitazione di un parente e Saitta in casa di un amico a Mascalucia. Adesso voltiamo completamente argomento e pagina, soprattutto anche questa notte un intervento d'urgenza per salvare una vita. In questo caso è quello di una ragazzina di 12 anni. La complessa operazione è avvenuta alla cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, il centro di eccellenza che paradossalmente rischia la chiusura. Francesco Triolo. Il futuro è sempre nebuloso, ma intanto ecco l'ennesimo intervento d'urgenza, l'ennesima storia da raccontare. Un'altra notte trascorsa in sala operatoria per l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, guidata dal primario Sasha Gati, per salvare la vita ad una dodicenne in vacanza in zona. Ma sì, queste sono un po' le cose strane della vita, nel senso che è arrivata questa bimba che era qui in vacanza, che vivono loro a Monza, con una storia molto particolare. A volte dico, noi pensiamo che siano i medici, noi contribuiamo, ma sicuramente la storia è scritta da qualche parte, noi facciamo solo parte della storia, quindi ci piace oggi raccontare questa storia e ricordare questo episodio veramente drammatico che grazie a Dio si è trasformato in una bellissima storia di vita. Sono queste le storie che raccontano le esperienze del centro di eccellenza che da oltre 10 anni ha sede a Taormina in collaborazione con il Bambin Gesù di Roma. E se le visite delle ultime settimane di Fiorello e Flavio Enzina hanno portato alla ribalta nazionale la vicenda del centro destinato a chiudere il 31 gennaio 2024 dopo la proroga tecnica concessa dal Ministero, cresce il movimento che ne chiede la conferma, un movimento composto soprattutto dalle famiglie dei piccoli pazienti. Quando si fa una scelta del genere bisogna confrontarsi appunto con quello che è stata l'attività negli anni e attraverso appunto le cose che si sono fatte.
Io personalmente credo che sia tutta una reazione spontanea, non ci sono state, diciamo, messe in campo nessuna levata di scudi, quindi ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini e ci stanno vicini in questo momento, e cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Il pressing sul Ministero della Salute è incessante. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha deciso di bypassare anche la Regione Sicilia, che ha avallato l'apertura di un altro centro simile a Palermo ed è andato a Roma portando con sé i dati dell'attività dal 2016 al 2022 per testimoniare con i numeri l'importanza del centro taorminese. De Luca ha sottolineato come nel mese di luglio di quest'anno sono stati eseguiti 20 interventi cardiochirurgici neonatali complessi, mentre al Civico di Palermo, l'altro centro in Sicilia, sono stati eseguiti 4 interventi in pazienti adulti con cardiopatia semplice. De Luca è andato non solo per esporre i numeri, ma anche e soprattutto per le preoccupazioni e per consegnare al governo la speranza di tante famiglie che attendono una svolta. Noi ci fermiamo per un'altra pausa. In chiusura di telegiornale, il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale, la gestione dello Stadio Massimino, il centro sportivo, la campagna abbonamenti e il mercato. Tutti temi toccati dal vicepresidente del Catania Grella in occasione della presentazione di Lodi come nuovo dirigente. Marco Carli. Altri 3 o 4 giocatori, lo dice il vicepresidente Grella in occasione della presentazione di Lodi come dirigente. Sono ciò che serve per completare l'ossatura titolare del Catania dopo l'arrivo di Livieri per la porta e con le attese derivate anche dai responsi sui ricorsi che, come diciamo da tempo, cambiano il mercato. I profili sono conosciuti: 2 difensori centrali, probabilmente un esterno offensivo a piede invertito come piace a Tabiani e poi l'attaccante di riferimento. Noi prenderemo un attaccante forte, ma non forte di nome, forte per le sue caratteristiche che sposano bene quello che cerca il nostro allenatore. Il presidente della Lega Pro Marani ha detto che il campionato comincerà nel weekend del 3 e del 4 settembre. Grella fa il punto sul lancio della campagna abbonamenti. La difficoltà è capire bene il disegno dei posti, che è una cosa insieme al comune che abbiamo fatto un po' avanti e indietro, perché non possiamo vendere un posto che non esiste. Sulla questione stadio, dice Grella, il Catania ha le intenzioni di trovare un accordo per la gestione del Massimino, scelte che comportano, precisa il dirigente, delle responsabilità da cui non si torna indietro. Stesso discorso vale per la realizzazione del centro sportivo. Il concetto è di avere un numero di campi sufficiente per allenare tante squadre. Questo comporta 2 cose: un investimento molto grande e trovare anche un sito dove puoi creare questo tipo di ambiente. Sono 2 cose che non puoi fare in un modo veloce. In casa rosanero adesso, con il ritiro concluso per il Palermo che in amichevole ieri ha battuto il Trento 3-0. E adesso gli uomini appunto del Palermo lavoreranno in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia. 3-0 in amichevole, ritiro concluso. Il Palermo chiude in bellezza la preparazione estiva in Trentino. Ieri vittoria in amichevole contro il Trento dell'ex Bruno Tedino, una prestazione più che convincente per la formazione rosanero che ha chiuso la pratica nel primo tempo. Prima il gol di Ceccaroni, poi la rete di Vasic e infine Brunori su rigore. Nella ripresa, dopo i cambi di Corini, il Palermo non ha rischiato nulla gestendo il risultato. Sorride il tecnico rosanero. Il bilancio generale del ritiro secondo me è positivo, perché comunque qualche fisiologico problema l'abbiamo avuto con qualche giocatore, niente di straordinariamente grave, e di conseguenza stiamo recuperando tutti i nostri ragazzi. La logistica e i luoghi dove ci siamo allenati erano perfetti e di conseguenza siamo da questo punto di vista molto contenti del lavoro fatto, e adesso affronteremo Veronello questa settimana che ci porterà al primo impegno ufficiale col Cagliari. Era l'ultima amichevole della pre-season, ora il Palermo si ritroverà a Veronello dal 7 agosto e riprenderà lì gli allenamenti. Nel mirino c'è la sfida di Coppa Italia a Cagliari del 12 agosto alle ore 21. Sarà il primo impegno ufficiale per gli uomini di Corini che vogliono partire con il piede giusto e dare subito un segnale importante all'intera Serie B. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, a tutti voi grazie per averci seguito e naturalmente un buon proseguimento di serata.